Oggi in Commissione abbiamo deliberato il parere sullo IOV Castelfranco Padova o IOV Padova Castelfranco. Due cose importanti sono avvenute. Un tavolo tecnico da me proposto e da me fatto martedì scorso a Padova, fra il rettore, il magnifico rettore dell'Università di Padova, il professor Rizzuto, con il professor Plebani, che è il nuovo presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, con il professor Ferrara, che è il presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova uscente, e con il dottor Mantoan. Abbiamo discusso e trovato una condivisione su quello che è lo IOV che verrà ovviamente fatto a Castelfranco. La cosa importante da padovano è che abbiamo chiarito un passaggio essenziale, ovvero lo IOV è uno unico, rimane a Padova, la sede è di Padova e Castelfranco è un ampliamento dello IOV di Padova. Altra cosa da non dimenticare che questo è un passaggio in virtù del prossimo e futuro nuovo polo ospedaliero di Padova, dove al suo interno ci saranno nuovi spazi per l'ampliamento anche dello IOV padovano. È stato un confronto franco, deciso, ma alla fine abbiamo trovato la chiusura a questa delibera che ormai era 8 mesi che era in commissione. È un successo di Padova, è un successo di Castelfranco, ne guadagnano i cittadini e la sanità veneta.